senza INPS qua ormai sono dicerie che conosciamo, ci sentiamo raccontare da anni, però chi è giovane in questo momento, che giovane intendo fra i 20 e i 35 anni, deve pensare proprio a questo, no? A crearsi non una pensione, ma un volano di asset che generi nel tempo rendite finanziarie, possibilmente non necessariamente attraverso asset finanziari. Ahimè. Questo forse è il messaggio finale con il quale chiudiamo questo primo intervento: vinceremo noi. L'Italia fra 25 anni non sarà più il paese degli italiani, ma sarà un paese che avrà quasi mezza popolazione di origine non autoctona, quindi dal pakistano al cinese, all'indiano, al nigeriano e così via, che avranno pretese nei nostri confronti, pretese economiche, sociali e così via discorrendo. Questo è forse l'unico settore in cui ha senso investire adesso in Italia, perché c'è una priorità nazionale: produrre energia e smarcarci, liberarci del peso dei carburanti fossili. Potremmo farlo, potremmo diventare addirittura un paese esportatore di energia se mettessimo a reddito determinate potenzialità che il nostro paese. Chi mi segue lo sa, io sono un produttore di energia attraverso fonti rinnovabili, con l'incubatore finanziario che amministro, che gestisce e amministra 2 parchi fotovoltaici in meridione. Stella, qua magari poi ne parliamo del turismo che non c'è tempo. Senza famiglie, il villaggio dei divorziati. Qua adesso rischio di attirarmi tutto il malessere del pubblico femminile, però guardate che non è che si può continuare a pensare che in Italia con il matrimonio una donna abbia la cambiale bianco da spendere in qualsiasi momento. Bisognerà quanto prima regolamentare questo fenomeno per impedire che si verifichino momenti nella vita di chi si separa sperequativi. E infine, penultima grafica, che vi fa capire com'è cambiato il mondo in poco tempo, in troppo poco tempo. Le agenzie di viaggio, quando avevo 20 anni, mi impegnai nei confronti di un caro amico a conseguire il diploma di direttore tecnico di agenzie di viaggi, perché voleva aprire un'agenzia di viaggi. L'agenzia di viaggi allora erano come aprire una tabaccheria, una farmacia, eravamo a quei livelli, molto redditizi, si lavorava poco, non c'era bisogno di grande attivo, di grande liquidità per intraprendere l'attività, e si poteva contare su un mestiere anche molto appagante. Ecco, quel tipo di business destinato a morire, perché è tutto sostituito dal fenomeno della reservation online o del booking online, cioè prenotare la vacanza sfruttando i social network che ti danno il feedback su quell'albergo, su quella città, su quella località turistica in tempo reale, e ti puoi quindi permettere di risparmiare notevole denaro anziché andare a utilizzare i canali tradizionali come le agenzie turistiche. Infine, e ve lo dice un ex disc jockey che ha suonato in queste discoteche, sia il Torino, il Ciao Ciao, che il Mirò, che è diventato prima di fallire un locale di lap dance, che mi permetto di dire che ho fatto qualche serata sia come cliente che anche come disc jockey. Morte, sepolte, sparite. Qui adesso magari siamo distanti da Vicenza, però qualcuno se le ricordano discoteche come l'Expo di Vicenza, il Boom, il Torino e così via. Ci sono parecchi vicentini. Ci sono anche parecchi vicentini. Sono discoteche che fino a metà degli anni 90 facevano incassi serali straordinari, migliaia e migliaia di ingressi. Perché? Perché quello rappresentava l'apice del nostro sviluppo economico, la febbre del sabato sera, il massimo momento di divertimento per ostentare ricchezza, benessere e spensieratezza. Da quel momento in poi inizia la fase di declino, quindi si inizia a tagliare tutto quello che è superfluo. Le discoteche, un tempo osannate dai ragazzi anche come fenomeno di moda, sono abbandonate, in declino non solo come modello, come attività imprenditoriale, ma proprio come
comportamento sociale, proprio perché non ha più senso andare a divertirsi come 15 anni fa, visto che di divertimento davanti a noi ne abbiamo veramente poco. Diciamo che siamo riusciti a terminare tutto sommato entro i termini che mi avevi dato. Io adesso mi rimetto alla Corte, al giudizio della Corte, e vediamo che cosa emergerà da questa enclave con la vostra presenza e i quesiti che manifesterete.